Ai confini del Friuli orientale, i declivi del Collio propongono la geometria di un ambiente sottolineato da una fuga di vigne razionalmente allineate, filare dopo filare. Nella regione meridionale dell'Austria, nel cuore della Carinzia, a 2 passi dalla Stiria, ampie distese di verde conducono ad un paesaggio che si fa ormai montano tra pascoli e fattorie. Cormons è antico luogo di mercato, sito che affonda i suoi ricordi più lontani in vicende che precedono la stessa Roma. Frisac è città di fortezze, riporta al Medioevo, ai principi vescovi di Salisburgo, signori di queste terre più di 700 anni fa. Cormons è la cultura del vino. Frisac è la tradizione della birra. Cormons è i segni di un antico possesso baronale. Frisac è i segni di un ruolo strategico nella valle del Metnitz. Per entrambe le comunità un passato carico di vicende e un presente che le vede testimoni di cultura e di commercio, con in più oggi qualcosa che le accomuna. Le ragioni del successo del gemellaggio tra le città di Cormons e Frisac credo vada ricercato soprattutto nella comune storia e nelle comuni radici di queste nostre città. Sin dal Medioevo Cormons e Frisac erano 2 centri importanti e molta della loro storia è stata percorsa insieme. Mi rallegro per gli ottimi risultati del gemellaggio. In questi anni abbiamo potuto conoscere usanze e costumi dei nostri amici friulani ed abbiamo imparato ad amare e stimare la loro cultura sotto ogni aspetto. Gli incontri festosi tra le 2 città sono occasione per approfondire questi contatti. L'amicizia tra queste 2 città non è più soltanto un'amicizia tra le istituzioni, tra i 2 comuni, ma un'amicizia tra l'associazione, tra la gente e tra le famiglie. E questa è la cosa più importante perché stiamo costruendo una nuova Europa che non sarà più l'Europa degli imperatori, delle case regnanti, ma l'Europa dei popoli e l'Europa della gente. Che questa amicizia favorisca dunque per le nostre città non solo il vivere meglio, ma qualche volta almeno il vivere assieme. Il patto di amicizia e di gemellaggio tra Frisac e Cormons fu firmato nel maggio 1984. Solennemente sottoscriviamo la volontà delle nostre comunità di promuovere la conoscenza, la stima e l'amicizia tra i nostri cittadini, fu sancito allora. L'impegno in questi anni non è stato disatteso. Il gemellaggio ha visto svilupparsi la partecipazione popolare, il desiderio di incontrarsi, di cooperare, in una parola, di vivere assieme. Perché lingue e culture diverse non rappresentino un ostacolo, ma siano anzi il motivo primo di reciproca conoscenza. Adagiata in un paesaggio di grande fascino, il piccolo centro di Frisac si distende nel cuore della Carinzia come una perla del Medioevo. È circondato da una cerchia di castelli. Le sue mura di cinta, quasi intatte, racchiudono un fossato ancora pieno d'acqua che disegna un itinerario di storia. Il luogo racchiude tesori d'arte. Frisac è la più antica città della Carinzia. Hof Frisac, la corte di Frisac, si legge in un documento dell'anno 860. Le cronache narrano della visita dell'imperatore Federico Barbarossa nel 1170. Del rifugio offerto a re Riccardo Cuor di Leone prima del suo rientro in Inghilterra nel 1192 dopo la terza crociata. Delle liriche di Ulrich von Liechtenstein, trovatore famoso, che qui scrisse alcune tra le sue opere più belle, dando splendore letterario alla città. Frisac, ovvero un centro dominato da mura e da fortezze.
Su in alto, verso la collina, le rovine del Petersberg sembrano ancora dominare la vallata e vigilare sulla sicurezza del borgo. Da secoli Frisac è mercato e luogo di sosta lungo la direttrice che collega la regione del Danubio all'Adriatico. Atmosfere severe, rivissute oggi nel gusto della ricostruzione o nel gioco di nuovi giullari. A volte spazi rivisitati per rappresentazioni che durante la stagione estiva sono in grado di coinvolgere nella magia del teatro un'intera comunità. Nella piazza il succedersi delle case descrive la geometria del nucleo abitativo originario, tra antiche insegne e quel che resta di pareti affrescate. La grazia rinascimentale della fontana è momento italiano. La bella fontana viene chiamata così, per sottolineare un'eleganza, un garbo, un segno quasi inaspettato nel rigore delle architetture nordiche circostanti. Vicino, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo è conferma di uno stile severo. La penombra esalta l'imponenza romanica della struttura originaria. Il gioco volumetrico dell'interno è armonia tra strutture del XII secolo e il succedersi di interventi successivi. Le antiche porte di accesso, attraverso le quali un tempo mercanti e contadini si riversavano in città. L'ospedale dell'ordine teutonico più a sud, chiesa, ospizio, luogo di cura. Gli stemmi raccontano una storia, risale al 1198 ed è un impegno mantenuto nel tempo, potenziato oggi da strutture sanitarie, da efficienti tecnologie in grado di garantire terapie d'avanguardia. L'antica chiesa del seminario, statue, dossali, stemmi di cavalieri, effigi di santi venerati, un affresco composito, romanico e barocco ad un tempo, che fa di questo luogo una sintesi dell'arte locale. La torre del castello, un succedersi di testimonianze che raccontano le tappe della civiltà di Frisac. Segni preziosi di una storia che va dall'epoca dei Celti al mondo romano, dal Medioevo all'epoca moderna. Una preziosa raccolta di monete di cui la città va fiera. E poi dipinti, suppellettili, strumenti di lavoro, stoviglie, oggetti di uso comune. Tracce della vita di ogni giorno o di eventi solenni che hanno scandito in modo diverso le vicende della città. Un itinerario della memoria che accompagna il visitatore lungo un percorso distribuito in 6 piani. Di lontano un vento leggero sembra portare il suono dolce dell'antico cantore. I versi di Ulrich parlano di avventure, di servizi d'amore, di costumi cortesi. Sfiorano appena quel che resta della chiesa gotica in cima alla collina del Virgilienberg. Si mescolano al canto di fede che proviene dalla chiesa dei Domenicani. La melodia di una laude risuona nella navata centrale. La penombra esalta i lineamenti di Maria e del bambino, colti in una fissità che è quasi annuncio del dramma. Si sofferma sui tratti del Cristo, scolpito nel momento finale di un dolore annunciato dalle profezie. Lo spirito antico di Frisac, dove la storia si ammanta di leggenda ed ogni cosa sa rievocare vicende racchiuse nel segreto di una chiesa o tra le torri di un castello. Mentre una cinta di mura cela remote confidenze di cortigiani,
proclami di feudatari potenti, indulti e sanzioni di ecclesiastici autorevoli. La storia di Cormons si perde nella notte dei tempi. Il castello è citato già nel 610 d.C. da Paolo Diacono, in quanto resistette all'invasione degli Avari. Poi a Cormons scelsero la loro residenza i patriarchi d'Aquileia, che si soffermarono per oltre 100 anni. Nel 1500, esattamente nel 1497, Cormons divenne austriaca, fu impegnata nelle guerre contro Venezia, dopodiché partecipò alle seconde guerre gradiscane e finalmente ebbe un po' di pace nel Settecento, in cui cominciarono ad essere costruiti questi bellissimi palazzi, fino al 1800 in cui si sviluppò l'economia, che finalmente diede valore al prodotto dei campi. Fu di nuovo oggetto di contesa nella Prima Guerra Mondiale ed oggi è una ricca città che continua la sua attività economica, soprattutto improntata sulla laboriosità della gente e sul valore del suo prodotto, che è il vino. Narra la leggenda che un re longobardo, oltrepassate le Alpi, abbia inviato alcuni esploratori alla ricerca di un luogo dove ci fosse buon vino e buono stare. I soldati lo trovarono e vi appesero, in segno di riconoscimento, un ramo d'albero con tutte le sue foglie, una frasca. Da allora il ramo è divenuto uno dei simboli di quella terra, la terra del Friuli. Siamo nel territorio del Collio, fascia collinare che si distende tra Gorizia e il Friuli orientale. Vigneti, aziende agricole, fattorie annunziano il centro storico di Cormons. Cormons propone la sua storia di terra di frontiera, nodo viario tra Aquileia e Cividale, la pianura e l'Isonzo. Mercato naturale, dove il friulano si mescola al tedesco ed allo sloveno. Confine tra la contea di Gorizia e il patriarcato di Aquileia. Confine con la Repubblica di Venezia, l'impero austriaco e in anni più recenti con la Jugoslavia prima, la Slovenia poi. Il Colle di Quarin è testimone dell'antico avamposto eretto dai Longobardi sulla linea di difesa che percorreva la Carnia. Di qui Cormons fu ostacolo all'incursione degli Avari, luogo ospitale per i patriarchi di Alea, rifugio sicuro per le popolazioni della pianura, terra di transito e di conquista per le schiere dei Franchi, centro operativo per le truppe dei conti di Gorizia. Per 4 secoli, dal 1500 fino alla Prima Guerra Mondiale, la giurisdizione di funzionari asburgici disegnò esperienze e regole di comportamento ancora oggi non dimenticate. La vita scorre tranquilla. L'antica lingua friulana rinnova le espressioni di sempre, quelle legate al succedersi delle stagioni, ai rischi o ai benefici delle piogge, al vigneto da potare, ai giorni della vendemmia. Scatto rosa, a breve vince doi. Ora che sta ben. Ben, buon. Il suono della campana scandisce ancora le ore del giorno. Sparsi tra le colline permangono i segni di una fede conservatasi nel tempo. Momenti a volte minori, a volte solenni. Il Duomo, ricostruito dopo un incendio nel 1756 sulle tracce di un'antica struttura medievale, conserva il culto verso il patrono Adalberto, vescovo di Praga,
e martire della Prussia al tempo dei patriarchi di Aquileia, 1000 anni or sono. Il campanile, il più alto dopo Aquileia, completa la scenografica imponenza della costruzione. 40 scalini conducono ad una facciata scandita da 4 lesene. Esaltano la decorazione generale del complesso attraverso un succedersi ritmato di motivi architettonici di grande suggestione. Tra le penombre delle volte si celebrano i segni dell'antica presenza imperiale, ma è soprattutto l'immagine del santo ad essere proposta. A volte una compostezza austera, riprodotta nel marmo, a volte una solenne fissità che le rigide regole dell'icona trasferiscono sui lineamenti del volto, testimonianze di un culto mai dimenticato. La chiesa di San Leopoldo ha una facciata armoniosa, in cui lo stile barocco si mescola al carattere basilicale veneto-friulano. Ascolta Israele, i comandamenti della vita. Correva l'anno 1756, sta scritto, e la prima scuola elementare viene inaugurata dai domenicani, quelli di San Leopoldo, con quasi 50 anni di anticipo sulle altre del circondario. Due campanili ottagonali affiancano la facciata del santuario della Rosa Mistica. La loro forma curiosa, a cipolla viene chiamata, riporta all'Austria e alla sua presenza nel territorio. Il tempio della Beata Vergine del Soccorso, quasi alla sommità del Colle Quarin, è in posizione dominante. A nord le ultime propaggini delle Alpi Giulie, che fanno da sfondo a morbidi rilievi. A sud la piana solcata dall'Isonzo, che si spinge fino alla laguna di Grado. La cappella del Crocefisso, a Subida, chiude la stretta gola lungo la strada che da Cormons porta a Medana. La piccola chiesa di San Giovanni, quasi arroccata tra le prime case del borgo, riporta i segni di una tradizione popolare in cui Vergine e Bambino sono colti nella semplicità di un affresco che propone il gesto senza tempo di ogni madre e di ogni figlio. Le note della fisarmonica sono quelle della tradizione. Versi e melodie riportano ad amori contrastati, a ricordi di guerra, a pensieri legati alla propria terra. La tradizione scandisce lontane credenze, da tramandare la sera davanti al fuoco o da fissare in immagini per rinsaldare il filo del ricordo. Tutto attorno il paesaggio del Collio. Per il poeta locale sono declivi che salgono e scendono in una danza di colli. La Ponca, come si usa chiamare il fertile substrato delle vigne, garantisce il perpetuarsi della terra del vino, tra compassate architetture di sapore asburgico e pietre d'Istria che rinnovano i legami con l'Adriatico. La vita di Cormons si consuma in queste atmosfere, tra scontrose bellezze, profumi di mosto, tramature di filari e una storia spesso aspra e difficile. È la prima domenica di settembre. Frisac e Cormons si riuniscono nella terra del Collio per la festa dell'imperatore Massimiliano. Conferiamo anche per il futuro il mantenimento dei privilegi, consuetudini. Si legge l'antico bando di annessione. Si ricorda ancora l'esenzione dal versare i tributi concessa per alcuni anni ai cormonesi, quale segno di riconoscenza e di unione della contea principesca di Gorizia e Gradisca
all'augusta casa d'Asburgo. Anno Domini 1518, 13° del nostro regno. La festa trova riscontro anche nella cittadina carinziana. L'antica contrada dei Castelli trova momenti di unione, ospitando nella sua piazza una folla che fa ala al gioco della ricostruzione. Lingue diverse e costumi lontani trovano straordinarie occasioni di incontro. Abiti sfarzosi, colori, suoni provengono dalle due terre e si mescolano tra di loro, tra tornei cavallereschi, ricostruzioni storiche, sfilate di dame, omaggi di cavalieri, trattative di mercanti, presenza di soldati che trasportano antiche macchine da guerra. A Frisac la fabbrica di birra ha più di 700 anni. È ancora attiva ed è anzi oggi espressione di sforzo tecnologico, di imprenditorialità che sa conciliare qualità, quantità, prezzo e regole di mercato. A Cormons la cantina è stata fondata tanto tempo fa. È ancora aperta ed è luogo di ricerca di vini sempre più raffinati. Impegno per salvaguardare, con regole limpide, la cultura del Collio. Il fabbro di Frisac perpetua un'attività che ritroviamo riproposta sulle grate delle case. Il falegname di Cormons conserva il ricordo di un artigianato di cui tutta la regione andava fiera. Una cultura ereditata che trova oggi continuità anche nella dimensione della fabbrica, dove soluzioni tecnologiche d'avanguardia danno impulso all'economia locale, proiettandola verso vasti orizzonti. Das ist eine Leinenmischung, Leinen-Baumwollviskose bedruckt, eignet sich sehr gut für Jacken. La tradizione dei tessuti carinziani apre a nuove macchine, ma conserva lo spirito dell'imprenditoria familiare. Einige dieser besonderen Schmankerl sind natürlich die Nudeln. La cucina semplice, quasi ruspante di Frisac, si sposa con quella raffinata che la città sa ancora riproporre nel ricordo di incontri di festa, di matrimoni sontuosi o di battute di caccia dei principi locali. Anche Cormons propone piatti della cucina friulana, ma soprattutto mitteleuropea. A Cormons i piatti della tradizione hanno una matrice che è friulana, slovena ed austriaca ad un tempo, dove la minestra povera convive con la cucina signorile, il piatto elaborato con la tradizione contadina. Il vignaiolo del Collio mantiene lo spirito di un'economia rurale, cercando nuove esperienze di coltura e di produzione. Es sind teilweise noch die Silbererze zu sehen, dazwischen drinnen ist Pyrit, Schwefelkies. Le miniere d'argento e di ferro attorno a Frisac perpetuano il ricordo di secoli di duro lavoro, quando nel castello del Signore si batteva moneta. Lo splendore della cattedrale di Gurk, il suo altare sontuoso, le penombre della cripta, si legano con le volte solenni del Duomo di Cormons. Il culto di Emma, santa venerata in tutta la Carinzia, si unisce a quello di Adalberto in un vincolo di terra comune.
racconta un documento del 1486 che il vescovo Pier Carlo, recatosi in visita ad un castello della Carinzia, abbia ricevuto in dono dal capitano della fortezza una botticella di vino bianco di Cormons. Vogliamo considerare l'episodio come la testimonianza lontana di un segno di unione e di pace. Oggi Cormons continua ad essere orgogliosa del suo vino, di un tipo in particolare, chiamato non a caso vino della pace. Gli artisti più celebrati di tutto il mondo hanno lasciato a ricordo di questo vino una attestazione della loro arte espressa su bozzetti e attraverso parole. Forse il brindisi che ogni anno si fa lungo le strade della città non è casuale. Forse risale ad antiche memorie. Ed è bello credere che possa trattarsi di un vino simile a quello offerto con ossequio, tanti secoli or sono, da quei castellani della Carinzia.